Dai, andiamo a vedere il fiume. C'è una bella corrente. Sì, guarda che buttato dentro, guarda che bella che è. Solo che poi la senti e la temperatura è ghiacciata. Cavolo, lì è profondo, eh? Sì, caro. Ah, che va giù. Guarda che Non so se si il vede. Brenta è bello. Amici, bentornati, questa è la Valle del Brenta, ci troviamo in Valstagna e oggi andiamo a visitare le grotte di Oliero, dove ci sono le sorgenti del fiume Oliero che sono tra le risorgive carsiche più grandi d'Europa. E dopo, sorpresa. Beh, dopo c'è una bella sorpresa, perché vivremo da vicino questo bel fiume. Andiamo su che tra un po' aprono le grotte. Noi partiamo per primi, orario delle 10 del mattino. Siamo partiti dall'altopiano dei 7 comuni, ci vuole circa una mezz'oretta, 40 minuti. E poi bisogna vestirsi un po', che temperatura c'è dentro? Allora, su una delle grotte, perché sono 4, quella che andiamo a visitare con la barchetta, sono circa 12 gradi, quindi fa freschino tutto l'anno, temperatura costante. Quindi ci vestiamo un po' pesanti, 12 pesanti, insomma una felpa. Sì, quello che abbiamo, mi metto anche i pantaloni lunghi. Scarpe da montagna, quelli vanno in bici. Ah sì, non vengono con noi alle grotte. No. Siamo i primi ad essere arrivati per le grotte. Mi sono fatta una cultura. Nel fiume le acque, diciamo, di corrente e le acque invece stagnanti vengono chiamate lentiche, quelle stagnanti, e lotiche, quelle di corrente. Oggi andiamo con Francesco, via per le grotte. Così, mi spieghi i nomi? Covo degli Assassini, Covo Parolini? Allora, degli Assassini perché dicono che deriva dalla cattiva fama che avevano proprio gli occupanti di quella grotta nel periodo del Medioevo. Invece adesso andiamo a vedere la grotta con la barchetta che si chiama Covo dei Siori o anche Grotta Parolini, dal nome di Alberto Parolini, che era il botanico che per primo la esplorò e la rese accessibile ai turisti. Ingresso grotte. Questa è aperta così, Continua? No. Ah ok, questo è un buchetto. Questa parte mi piace tantissimo proprio per le alte pareti rocciose, guarda che belle che sono. Poi è anche molto verde, no? È veramente alto, no? Sì, è molto verde, c'è parecchia flora proprio rupestre. È bello qui, Sì. La prossima dovrebbe essere, se non sbaglio, la Grotta delle Sorelle. Ah, è proprio Veneto ciò. Covo dei Sorelle. Che poi detta da un toscano fantastico. Lo slang Veneto. Beh, il Veneto viene bene dopo 2 o 3 prosecchi, Viene alla grande. È una cattedrale. Vedi? Molto bella. Venivano qua a pregare? Le sorelle erano le figlie del Parolini. Ah dai, Era il primo proprietario di questo luogo. per davvero? Yessa. No. No, suore allora. No. C'è un profumo di fico buonissimo e poi qua mette pace, è tranquillo, bella quest'acqua ferma. Quest'acqua? Lotica. Lotica, si vede che è lotica, vedi? No, ho sbagliato. Com'è? È lentica, quella stagnante è lentica. Lentica, perché è lenta e lentica, no? Quella veloce è lotica. Eccoci Francesco. Andiamo dentro la grotta a fare un giro. Ok. Se serve, datele pure una spinta. Anche la testa. E ora via di Iso. È già affascinante. L'ingresso è sempre figo, particolare. Se la nebbia vuol dire che o arriva un'ondata di afa di quelle che ci resti male, oppure vuol dire che sta per arrivare la pioggia. Una delle due. Intanto vediamo se ci sono i pipistrelli. Ah sì, quelli li voglio vedere. Lì bisogna vedere se hanno voglia di farsi vedere. E oggi non sembrano particolarmente intenzionati. Domenica erano appesi là,
oggi si sono trasferiti da un'altra parte. Che meraviglia. Bellissimo, no? Bellissimo. Però è molto suggestivo. Si Sì. vede nitidamente che il fondo precipita. Bellissimo. Adesso, ecco qua abbiamo un paio di formazioni spettacolari, diciamo quelle che facciamo normalmente vedere al pubblico. La pannocchia, Dietro, scusa. queste sono quelle col nome, la pannocchia, la famiglia Ah, vedi. e una lunga vela calcarea che chiamiamo il orecchio d'elefante per la forma e lingua della suocera perché è lunga circa 3 metri. Quindi Per chiacchiera. la felicità delle Una suocere. chiacchierona. Attenzione alla coppia. Fa sempre quell'effetto che sembra più piccolo, eh? Sì, le misure dentro la grotta si fa veramente fatica. Mi ricorda Frasassi, infatti, che c'era un problema sì. proprio di capire le Sì, grandezze. non si riesce a capire le proporzioni. Ok. Non è Frasassi, su questo Certo, non se ci è piove. piccolina, però in Sì. ogni caso sempre c'è quella adesso- difficoltà lì. Però diciamo che qui il soffitto ad esempio adesso è già intorno ai 4 metri. È piccolo. È finita la parte Caronte. Sì, Buenos. grazie. La parte Caronte mi piace. La parte Caronte. Beh, con le nebbiette anche faceva un po'. L'acqua percorreva passaggi come questo per uscire dalle grotte che avete visto lungo il sentiero. Sì. Del covolo degli assassini, del covolo delle sorelle. E questi sono proprio i vecchi passaggi. Simpatico qua. Questa stanza è Wow, che cavolo. la più impressionante delle grotte. Una colata di calcare di più o meno 20 metri d'altezza. Lì in cima c'è la parte più alta. Ma si calano giù che c'è la corda? Si arrampicano e poi ci si cala, sì. Non si rovina. Diciamo che il giro finisce qui, ma la grotta continua. Serve l'equipaggiamento speleologico, chiaramente. Poi va avanti un centinaio di metri in realtà. Questo lo chiamiamo l'angolo della strega, che il nome c'è chi pensa che derivi dalla faccia della strega che si vede in profilo. Ma non riesco a vedere, dammi un riferimento. Allora, la parete di destra, Sì, dove poi vedo un po' illuminato in alto. Esatto. Guarda lì, non c'è l'occhio quello nero. l'ombra. L'occhio disegna- nero è in basso? Quell'ombra Sì, in basso? si vede l'ombra più scura che fa più o meno l'occhio. Ah, ok. La fronte il naso è quella e zona la bocca. illuminata, il naso e la bocca. Ah, ok, sembra più una scimmia che una strega. Dio. Si È illumina. un gorilla, Ma cacchio. perché dici dalla colonna rovesciata allora che diventa... Ragazzi, La quello è scala un gorilla. rovesciata. La scala rovesciata. E perché Beh, nasce... perché la... Rinominata subito, per me è la No, 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 una del strega gorilla. si vede bene. No, è perché si diceva che la grotta fosse abitata da streghe e si diceva che entrassero dall'altopiano di Asiago e per non bagnarsi si pensava camminassero sul soffitto. Quando hanno visto la scala rovesciata, che anche questa è solo un gioco di luce, nel senso che se la guardiamo frontalmente sembra una scala, ma se la guardiamo lateralmente sì, si vede una vaga impressione, ma non è esattamente una scala. È tutto un gioco di luci. Esattamente. Bello. Quindi Le si streghe diceva che arrivano qui da dentro ci Asiago. fossero le streghe. In realtà c'è un motivo per cui la gente pensava ci fossero streghe dentro la grotta. Il motivo è che fino al 1800 qua non entrava nessuno. Non entrando nessuno, questo era il posto delle leggende. Come in tutte le sorgenti del Veneto c'erano le anguane, Esatto. ma meno che in altre grotte. Qua si diceva che c'erano proprio le streghe. La leggenda vuole che nel 1600 una ragazza sia entrata qui dentro, abbia conosciuto le streghe che le hanno insegnato la magia, sia uscita, sapendo la magia, sia diventata ricca e poi, dopo essersi stufata della vita fuori, sia tornata qua dalle sue amiche streghe. Fondamentalmente la morale della favola è che l'umanità fa schifo. È bello perché vedi la grotta Sì. già ti ispira a questi No, modi. no, ma del infatti genere. tra montagna, grotte e fiumi, qua Sì. c'è una marea, ci sono una marea di leggende anche Allora, sull'altopiano. tra montagne, grotte e fiumi c'è una marea. Comunque, Ci hai no. messo tutto, anche il mare. Ci facciamo anche a noi.
Il concetto è proprio che la grotta parla in realtà, cioè se noi stiamo fuori e riusciamo a stare in silenzio una mezz'ora, il tempo che l'orecchio si abitui al rumore di fondo dell'acqua che scorre e si cominceranno a sentire voci che arrivano dalla grotta, tendenzialmente femminili. Cioè non sono le streghe, è l'acqua che gocciola sulle stalagmiti, è l'acqua che gocciola nel laghetto. Però scatena la piace fantasia. pensarlo che ci siano. No, però effettivamente l'effetto è quello di voci femminili. A me è capitato di sentirle svariate volte, soprattutto quando mi fermo qui la sera a fare pulizia alla fine della giornata e ogni tanto si pensa, ma ho dimenticato dentro qualcuno. La signora è l'ultimo giro. L'ultimo giro abbandonato nella grotta. Che bello. Però garantisco che sì, l'effetto è mediamente inquietante. Occhio alla testa, mi raccomando. Visto che siete stati ad Asiago, qui vedete questo tubo. È l'acquedotto di Asiago. Cioè la nostra acqua Quindi la arriva là. nostra acqua è quella lì. L'ho pescata qua sotto. Sì, è anche bello sapere che se avete un'acqua decente oppure avete un'acqua che fa schifo o un'acqua buona dipende solo da voi. Nel senso che inquinando l'altopiano inquinate quest'acqua. Esatto. E inquinando quest'acqua inquinate l'acqua che vi bevete. Questo è un messaggio molto bello, bisognerebbe che arrivasse a tante persone. Bisognava che arrivasse negli anni 90. Sì, prima che facessero i Le danni discariche. grossi. Tanti messaggi dovevano arrivare un po' prima, comunque. Senti il cambio di temperatura. Infatti adesso mi rispoglio e senti qua è... Buona giornata. Anche a voi. Grazie. Che bello step qua, vero? Sì. Mi è piaciuta molto perché è piccola, suggestiva e poi è legata a questa storia delle streghe che in effetti ci sta bene e quindi mi ha fatto venire in mente il libro L'ultima Anguana di Matino, ve lo consiglio, trovatelo e leggetelo. Oppure La Valle dell'Orco, che è il primo suo libro, però L'ultima Anguana è legato un po' a quello che ho visto oggi, per cui me l'ha fatto venire in mente, vero Susi? Parlato di streghe, anguane, Guarda, proprio... leggende. Un po' in un ambiente la mattina. E allora anche un posto piccolo contornato da queste cose diventa suggestivo, bello, interessante. Che posti belli, eh? Sì, qua è bellissimo. Siamo tornati qua perché quando abbiamo fatto il lavoro per il Veneto c'era un barretto, un locale molto bellino, però l'abbiamo trovato chiuso, peccato. Sì. Poi un tosto con la birra così al caldo. Com'è il tosto? Buonissimo. Serve un po' di energia, eh? Tanta. E adesso un po' di rafting sul Brenta. Che bella arietta, qua si sta proprio bene. Oh mamma, adesso aspettiamo il nostro turno e poi ci buttiamo in acqua, non vedo l'ora, che è un caldo. Eh sì, sbrighiamo un po' di burocrazia, scheda di partecipazione e poi modulo di autocertificazione. Ora andiamo a consegnare i fogli e poi ci mettiamo la chiacchierona, la muta. Brava che funzioni, mi hai fatto prendere un colpo. Pronta? Mi sento un palombaro. Yeah, yeah. Pronti per il rafting. Sai che la maschera ci sta impandando? Sì? Sembri un aviatore. Comunque sono molto bravi perché dopo igienizziamo tutto prima qua e poi qua. Tutte nuove regole anti-Covid. Lo faremo quello scivolo là perché partiamo da sopra. Me lo chiedevo. Contento? Sì, tanto. Sono contentissimo. Guarda che bello. Buttati indietro. Come indietro? Go, 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 go. Bella questa.
un Luna Park. C'è anche trekking in mezzo. Siamo entrati nell'orto di una signora. Andiamo alla grotta dell'elefante bianco. Oh. Che bello! Bella questa! Adesso andiamo a nuotare qua, sui sassi. Cioè nuotare proprio su qua. Poi in più piove e siamo sul Brenta. È uno spettacolo bellissimo. Piove, siamo sul Brenta e andiamo a nuotare qua. Non so se si è capito, l'ho detto 3 volte. E ora sta piovendo bene, wow! Giù. È una sensazione bellissima, stupenda. Che bello! C'è un po' di casino. Siamo nel punto più alto del fiume, 17 metri. Vai! Avevo paura di perdere le sciamacche. C'è uno qua grosso. Grosso. Disinfettiamo il casco. Ragazzi, l'esperienza sul Brenta è stata bellissima. Pioveva, ma è stato ancora più bello proprio per quello. Fare il bagno sul fiume, un'emozione. Giornata spettacolare, grazie a Francesco, la nostra guida alle Grotte di Oliero, e a Carlo per la nostra gita sul Brenta. E a tutto l'Ivan Extreme Team Che ci ha fatto divertire. Ciao ragazzi! Mi raccomando, seguiteci sempre e iscrivetevi. Ciao! Ciao! Dopo il rafting, biretta ci sta, no? Ma che strano, diventa una roba non così. la vediamo mai. Ciao ragazzi! Ciao! Ci facciamo una biretta anche noi! Lui era la nostra guida rafting. Carlo. Grande Carlo, bellissimo. Ottimo. No, bello, Dai. bel gruppo e grazie, ci siamo divertiti. Anch'io mi sono divertito. Com'è che si fa, Carlo? Così. Sì, vai. Grazie. Grazie a voi, Grazie. ci Grazie vediamo. mille. Ciao. Vi aspetto un'altra discesa. Ciao, Vai, ciao. volentieri. Buoni dentro. Ciao.